Si aprirà tra qualche giorno il centro Non Ollus a Serra di Falco, ecco, un'iniziativa, la prima, un'iniziativa regionale, la prima che appunto per la regione Sicilia. Ecco, di cosa vi occupate? Qual è l'oggetto della vostra materia? Insomma, cosa servirà questo centro, a chi è rivolto, quale sarà l'utenza? Allora, Serra di Falco nasce 2 anni e mezzo fa e si vuole occupare nella sua totalità della malattia oncologica e quindi di tutto il mondo oncologico. Ci siamo resi conto che molta informazione non viene comunque passata, non arriva bene all'utente, e quindi abbiamo creato la prima rete di informazione oncologica regionale. In realtà questa rete di informazione oncologica non esiste da nessuna parte d'Italia, è una novità assoluta e verrà interamente gestita dalla nostra associazione. Non è altro che una banca dati oncologica, un motore di ricerca oncologico che va a privilegiare tutte le aziende ospedaliere regionali, privilegiando anche le eccellenze regionali, nella speranza di evitare appunto i viaggi della speranza di chi si rivolge a Milano piuttosto che Aviano o altri centri, Toscana e quant'altro, così da alleviare le sofferenze e comunque il disagio anche economico di chi deve affrontare questo percorso. All'interno di un sito e di un'app per Android ed iOS ci sarà anche una guida su cosa fare, sulle varie fasi di approccio alla malattia stessa. Più avanti, ma a breve, attiveremo anche una segreteria dove personale addestrato risponderà e cercherà di soddisfare tutte le esigenze dell'utenza che appunto si rivolge a questa rete di informazione oncologica. La signora si occupa del centro, fa parte del comitato direttivo. Ecco, che consigli dare all'utenza che in questo momento ci sta ascoltando e che messaggio lanciare? Serra di Falco ha uno scopo, quello di far capire alla popolazione che il cancro non è una sentenza, ma bensì una malattia facilmente curabile oggi come oggi, seguendo dei perfetti stili di vita e seguendo delle regole naturalmente specifiche. La dieta mediterranea è quella che noi promuoviamo dal primo momento in cui siamo nati, nasciamo esclusivamente a tutela dell'ammalato e del territorio. Cosa deve fare una persona per contattarvi, per cercarvi, insomma, per avere il vostro aiuto? Allora, tramite il sito internet www.rior.it o www.riorsicilia.it, con gli smartphone Rior per Apple e Android, oppure contattare il numero 331 96 25 331, dove risponderanno appunto delle persone che saranno in grado di soddisfare ogni esigenza. Il centro da chi è composto? Dai soci della nostra associazione, che nasce esclusivamente a scopo benevolo, non c'è fine di lucro, ci autofinanziamo con una piccola quota annuale e gestita naturalmente da un direttivo che fa a capo dei soci, i quali sono comunque organo supremo dell'associazione e che decidono per tutti. Ricordiamo dove si trova? Allora, la sede si trova a Serra di Falco in via Duca 6. Volevo anche ricordare che all'interno di questa rete l'associazione è in grado di fornire un supporto psicologico, un supporto nutrizionale, perché i pazienti oncologici devono seguire una dieta particolare, e un supporto infermieristico che al momento rimane in ambito locale, però sono dei servizi che li dà sia l'associazione che la rete di informazione oncologica.